Oggi dall'OP di Trapani e delle isole Egadi sono arrivate delle meravigliose acciughine. Pesce molto versatile, nella sua famiglia forse uno dei più delicati e trova tante ricette. Oggi ne facciamo una pensando ai bambini. Rosy. Allora, oggi andiamo a fare queste crocchette di patate e alici. È una ricetta abbastanza semplice perché procediamo un po' come si fa per le normali crocchette di patate. Quindi qui abbiamo le nostre patate che avremmo bollito, pelate e schiacciate. Ovviamente noi le abbiamo già preparate. Quindi andiamo a mettere le nostre patate schiacciate nella nostra ciotola dove andremo a fare il nostro impasto. Alle patate andiamo ad aggiungere un po' di scalogno che io preferisco tritare con una grattugia. Andiamo ad aggiungere quindi il nostro ingrediente principale, cioè le alici che noi abbiamo aperto e deliscato, così avremo tolto tutte le squame, avremo tolto la lisca centrale e saranno prive praticamente di spine. Le acciughe le andiamo a mettere nella nostra ciotola in modo da creare un impasto omogeneo. Andiamo ad aggiungere un po' di sale. Una volta che abbiamo impastato tutto insieme e quindi sbriciolato insieme alle patate le nostre alici, andiamo ad aggiungere il pecorino. Può sembrare strano, ma in realtà qui il pecorino va a esaltare i sapori dei nostri ingredienti. Andiamo ad aggiungere l'uovo al nostro impasto. Se l'impasto vi dovesse sembrare un po' troppo morbido, potete aggiungere del pangrattato direttamente nell'impasto, in modo da dargli una maggiore consistenza. Mettiamo il restante pangrattato in un piatto e andiamo a fare le nostre crocchette. Noi gli andiamo a dare una forma quasi rotonda, quasi a frittella quasi. Le passiamo nel pangrattato. Andiamo a friggere le nostre crocchette con l'olio che ha raggiunto la sua temperatura. Ti sembra avendo come andiamo? Un po' dobbiamo, ho paura che se no. Ok. Senti che profumo che arriva. Ok, li giriamo un'altra volta. Pochi minuti da un lato e dall'altro le nostre crocchette saranno pronte per essere gustate. Le andiamo a togliere dall'olio e le poggiamo su una carta assorbente in modo da far depositare l'olio in eccesso. E adesso andiamo a impiattarle. Andiamo a decorare il nostro piatto aggiungendo un tocco di verde, giusto per dare un po' di colore e anche di profumo, perché anche il profumo del finocchietto arriva buonissimo alle nostre narici. E il piatto è pronto.
il nostro piatto, quanto ci costa per fare mangiare ai nostri bambini del pesce fresco? Allora, questo è un piatto che, giustamente partendo sempre da una materia prima in un certo senso povera, ci permette di contenere anche i costi, e quindi qua considera che saremo intorno a 1,20 € piatto, quindi un 30 centesimi a crocchetta, ecco. Quindi anche questo piatto è un piatto che, diciamo, soddisfa sia il palato ma anche la tasca. Buon pescato siciliano! E buon appetito!